Amici bellini, ci siamo un poco consolati, diciamo, come diceva Edoardo, e quindi con un po' di ritardo vi arriva però questa analisi di screenshot e di cose che magari spero di farvi vedere qualcosina che non vi hanno fatto vedere ancora gli altri. Cominciamola! Allora, bene, perché era tanto tempo che non vedevamo un Napoli, al di là dei gol, perché poi i gol sono belli, ma è l'atteggiamento e il voler giocare a pallone. Mario Mazzei, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Vi invito, se siete nuovissimi, ad iscrivervi al canale, perché li guardate i video, lo so, ma iscrivetevi al canale perché abbiamo un obiettivo, che è quello dei 25.000, per fare una bella giveaway. Lasciate i like che aiutano a far girare i video e partiamo senza indugio a fare questa analisi, a rivivere un pochino la partita. Ripeto quello che ho detto un po' in reaction e un po' in live. Ovviamente il Sassuolo è una squadra che sta in grandissima difficoltà, ma abbiamo incontrato altre squadre che erano in grandissime difficoltà in passato e non abbiamo assolutamente fatto questa prestazione, quindi ci prendiamo la prestazione e da lì ripartiamo. Poi è chiaro che si dice se ti confermi con la Juventus, ma io vi dico una cosa, e qua è importante, proprio al di là del risultato, cioè il non essere risultatista, io se vedo una prestazione così con la Juventus, perché ricordate come andò l'anno scorso, è chiaro, a Napoli 5 gol, non si capì niente, però lì facemmo la prestazione da Napoli, ma siamo rimasti sullo 0-0 fino alla fine e poi c'è stato il gol di Raspadori. Io se facciamo una prestazione simile e poi non arriva il gol e poi c'è un po' di sfortuna, io sono contento lo stesso, per i presupposti poi così. Poi la classifica è chiaro che serve un miracolone, cioè noi che dobbiamo fare i filotti impossibili con tutte le squadre e le altre che devono squagliarsi. Andiamo a vedere, ci spostiamo per vedere gli screenshot e diamo la copertina. Non lo so che ho messo in copertina, forse ho messo il campo in copertina, perché nella partita con Barcellona abbiamo analizzato la costruzione dal basso, che ti prendi dei rischi, però hai anche una ricompensa se lo fai bene. E da questa partita qua ci riprendiamo la riaggressione, che poi non è altro che il sinonimo del coraggio, cioè tu stai un po' più avanti, pressi in avanti, in alto, si sentono più tranquilli anche i difensori che lo hanno dichiarato e costringi l'avversario ad essere in affanno e a fare degli errori, perché poi sentirete o avete già sentito, sentirete in queste ore, però il Sassuolo ci ha regalato 4 gol, ci hanno fatto, sì, ma perché tu li hai aggrediti, certo non si sono messi la palla in porta da soli, li aggredisci, li costringi all'errore, se loro poi sono in difficoltà sfrutti le difficoltà. Signori, questo è studio delle partite, è sapere i punti deboli tuoi e limitarli, sapere i punti deboli dell'avversario e sfruttarli. È così che si gioca a calcio quando non hai i campioni in tutti i ruoli. Solo così si può fare. E Calzona me lo sta facendo vedere. Tenga la stessa felpa, no il giubbino pesante. La felpa. Sono veramente in ordine sparso perché non si capisce niente. Poi mi devo prendere un rischio, devo farvi vedere un mini video. Lo metto tutto storto in modo tale che... Però va già a far vedere perché dallo screenshot non si capisce. E ve lo faccio vedere. Se lasciate il like, vi prego. Questo è 3 soldi. Io poi è chiaro, non vuole prendere per il culo. Gli avversari, però lui nello specifico è quello che io ho sempre individuato come il più scarso della Serie A e non c'è dubbio, e ci sono le statistiche oltre alle partite che ho visto del Sassuolo, che poi il Sassuolo è una squadra anche piacevole da guardare, poi c'è 3 soldi e in questo caso partenza dal basso, tenta questo passaggio che nelle sue idee doveva andare dall'altra parte ma non alza il pallone. Kvara, vedete, è quello che va fatto vedere, che c'è Kvara in pressione qua, c'è Osimhen che segue, c'è Politano qua, ci stanno gli altri 2 già qua, cioè belli pressati in avanti. Il Sassuolo può risolvere con una pallata ma non lo hanno fatto e quindi bravi noi onestamente. Quello era il gol di Osimhen, diciamo il terzo gol. Il secondo gol di Osimhen, cioè il terzo gol del Napoli, nasce da questa riaggressione nel primo tempo e anche qua fa piacere vedere, vedete come si crea, c'è Kvara, c'è Traoré e c'è Lobotka che vanno in pressione, credo fosse Enrique, c'è Mario Rui molto alto qua, c'è Osimhen pronto a sfruttare e c'è anche Anghissà, non si vede inquadrato ma vicino a Anghissà c'è Politano. Infatti succede questo, che Enrique effettivamente si gira anche bene e si libera della pressione, però il suo passaggio è un po' impreciso e va nella terra di mezzo qui
e c'è Politano pronto ad approfittarne, che aggredisce il pallone con un tocco, il controllo, e Osimhen è bravo in questo caso a rimanere sul filo del fuorigioco e a non finire in fuorigioco. Fa anche un gol non banale qua, perché fa lo scavetto, che poi diciamolo, non ha tecnica, però ogni tanto delle cose belle le fa. Ecco, questo dovrebbe essere il secondo gol del Napoli, se non sbaglio. Ma non mi interessa, quello che mi interessa farvi vedere è come finalmente siamo corti. Vedete che qua in poco campo c'è tutto il Napoli, difesa molto alta, ma non ci siamo allungati tantissimo, stiamo tutti belli corti, e quindi in questi triangoli si possono creare delle cose. In questo caso il Napoli va più in verticale, come giusto che sia, si muove tutta la linea degli attaccanti, ci muoviamo bene, riempiamo l'aria, si muovono anche le mezze ali, si parla tanto di Traoré, ha fatto una partita importante anche Anguissa questa volta, e notiamo, vedi, c'è l'attenzione, per esempio sta scendendo Di Lorenzo, Mario Rui un po' più accorto, si alternavano giustamente, Di Lorenzo un po' in difficoltà devo dire nel primo tempo, però molto bene nel passaggio, il passaggio prima dell'assist, ecco, quello che porta poi all'assist. Sotto questo punto di vista Di Lorenzo era abbastanza ispirato nei passaggi in avanti, un po' meno per quanto riguarda il controllo, ha sbagliato qualche pallone, ma adesso vedremo la percentuale di passaggi riusciti, perché è interessantissimo. Ecco, vedete, proprio è Di Lorenzo che ha funzionato molto bene la catena di destra, in questo caso il classico passaggio in profondità per Politano, e si muovono bene sia Osimhen che Kvara in avanti, c'è Traoré sempre a sostegno. Insomma, ha parlato di ordine Calzona, e lo abbiamo visto sia in fase di difesa, anche se loro ti attaccavano poco, ma soprattutto in fase di costruzione c'era un certo ordine. Poi lui dice anche che in avanti lascia un po' di libertà a quelli che hanno i colpi, lui deve creare i presupposti per fargli arrivare il pallone a quelli che sono dalla tre quarti in avanti, e poi in difesa invece bisogna fare le cose come si devono fare. E non è banale l'assist di Anguissa per il gol di Rrahmani, colpo di tacco al volo di prima col sinistro. Quando vi dico che Rrahmani, che Anguissa è un giocatore superiore oltre il livello medio della Serie A, che basterebbe solamente che fosse continuo all'interno della partita per essere ingiocabile e per mettersi in tasca tutti i centrocampi d'Italia, e a questi colpi qua ha la fisicità, ha la capacità di recuperare palloni, ha la capacità anche di dribblare, ce l'ha. Se lo fa in continuità, rivediamo l'Anguissa del primo anno o dell'inizio di stagione dell'anno scorso, se non lo fa in continuità gli allenatori lo fanno giocare lo stesso, perché le potenzialità che ha, hai voglia di pigliare i Caiuste, hai voglia di aspettare Dendoncker, hai voglia di aspettare gli altri, gioca sempre Anguissa. Bello che il mister abbia voluto dire due parole su Juan Jesus nella giornata in cui quelli che poi si vogliono divertire a continuare a insultarlo, se ne aiuto qua, siamo in giù 6-1. Cose proprio bieche, sono atteggiamenti da piccoli uomini, non da tifosi. È bello vederlo applaudire proprio al gol di Rrahmani. Bella la faccia spiritata anche di Gollini proprio con Juan Jesus. E Juan Jesus è il leader, sta in panchina, applaude il compagno di reparto che gioca e lui non gioca, ed è contento per il gol. Mettiamo in discussione Juan Jesus, siamo folli, anche perché secondo me nella logica delle cose contro la Juventus secondo me torna lui, quindi mettetevi l'anima in pace. Vedete, anche dopo lo svantaggio subito si attacca con tanti uomini, non c'è paura di prendere poi imbarcare, perché poi la puoi prendere la pallata così. Invece guardate, questo è Rrahmani che sta qua, c'è Ossicat un pochino più dietro a protezione, ma i presupposti si erano creati anche prima dello svantaggio, onestamente. E adesso ne parliamo dello svantaggio, perché onestamente si deve partire dal retropassaggio. C'è una palla data indietro da Mario Rui, e già qui Ossicat ha la possibilità tranquillamente di passare il pallone a Rrahmani. Sì, sta arrivando l'avversario ma è molto lontano, là si controlla, si passa, o di sventagliarla dall'altra parte verso Di Lorenzo, magari è un passaggio difficile, o di darla qui già subito a Meret, perché c'ha il tempo, il pallone, di fare il suo giro. Meret ha il tempo di caricare almeno il piede per rinviarla meglio, e consideriamolo il fatto che Meret sia mancino,
e che quindi gliela devi dare sul mancino. Invece Ostigard in questo caso lascia scorrere il pallone e come vedete solo in questo momento, quindi da posizione molto ravvicinata, che gliela passa, quindi Meret sta in questo imbarazzo: quando me la dai, quando non me la dai. E nel momento in cui gliela passa, Meret deve fare un controllino con il sinistro strano. Tra l'altro devo farvi riflettere su una cosa: questo qua in pressione è il signor Pinamonti. Non so se avete ricordi di Pinamonti contro Meret, quando Meret provò a controllare e a scartarlo. Quindi ci sono anche degli incubi che uno deve tenere presente quando così. Meret la controlla male, probabilmente gliela dà male Ostigard, la controlla male Meret e la butta in fallo laterale. Poi però c'è il fallo laterale, si deve sviluppare l'azione, ci sono tanti modi di metterci una pezza poi dopo, e invece arriva il gol della vita da parte di Recic da molto lontano. E vedete che qua molti hanno scritto, li ho letti su Twitter: guardate Meret come sta posizionato male, sta tutto sull'altro palo, eccetera eccetera. Siete disonesti, o non vedete bene, o vi lasciate ingannare dal primo frame che vi capita, oppure ce l'avete con Meret, che forse la vostra fidanzata è invaghita di Meret, altrimenti non si spiega. Ragazzi, non è il mio portiere preferito, però dite le cose quando vanno dette al momento opportuno. Oltre ad avere un ossessivo numero di gente davanti che non ti fa vedere come parte il pallone. Aspettate un attimo, dove sta Meret al momento del tiro? Fatemi capire. Mi sposto, perché sennò si vede. Il tiro sta qua. Dove sta Meret? Sbaglio o sta proprio al centro della porta e sta cercando di capire come sta partendo questo tiro, che poi prenderà una traiettoria stranissima, praticamente farà così e girerà. Ma è vero, me l'hanno poi scritto poi in passato, c'è stato un mini tocco di Traoré che secondo me quel tiro poteva anche finire fuori. Traoré lo sfiora. Ecco, forse da questa inquadratura si vede un po' meglio. Guardate che giro che fa il pallone, cioè prende questo un giro pazzesco, e in questo momento, dopo pochissimi microsecondi, quello è il piede di Traoré che prova a toccarlo per deviarlo, e la palla poi finirà proprio nell'angolino imprendibile. Meret si butta con un po' di ritardo e quindi gol. Questo cosa significa? Significa che i gol si possono anche prendere. L'importante è che tu crei i presupposti prima o dopo, perché prima nel caso del Cagliari la dovevi chiudere la partita, nel caso del Sassuolo dopo ricrei i presupposti, non ti metti paura di niente, non ti disunisci, e poi capita, è capitato. Ci sono i gol impossibili, capita la rovesciata da centrocampo e tu ci devi stare. Inutile trovare quelle, una volta è Guangese, una volta è Meret, e una volta è Ostigard, e una volta è Rachmani che non salta, e una volta è Mario Rui che si fa saltare, e una volta Di Lorenzo che sbaglia ci sono gli errori nel calcio. Tu devi essere più bravo a fare di più e meglio quando la palla ce l'hai tu, anche perché questo è il modo di giocare del Napoli: avere la palla e creare presupposti. Se noi aspettiamo, il gol ce lo fanno lo stesso e non creiamo nemmeno niente. Questa è l'unica soluzione: giocare a pallone e fare cose di qualità. Ecco perché poi quando inserisci Traoré è bello. Cosa darei per sentire cosa gli ha detto in quel momento Calzona? Me ne vado per un'idea, così ti hai portato pallone a casa, probabilmente gliel'ha detto anche in napoletano così, nonostante lui sia Vibo Valencia e Osimhen non capisca. Però questo scambio è importante anche perché i famosi sorrisi, sono tornati i sorrisi, Mazzarri ha fatto ritornare il sorriso, non ci dite balle. Però è importante questo sorriso, è importante quello che succede con Raspadori. Ma è importante far vedere pure che non sono strafottenti, questa cosa ce la possiamo scordare. Sanno, questa è la squadra che va a ringraziare il pubblico che urla e vi vogliamo così. Dopo un 6-1 non ci sono sorrisi, c'è gente, vedete pure Di Lorenzo lì sullo sfondo, Nata, Lobotka, Osimhen, Zielinski, insomma è gente che sa che la stagione è stata drammatica e che magari adesso possono togliersi qualche soddisfazione ritornando a fare quelli con lo scudetto sul petto, perché a noi bastava questo, insomma, vedere magari magari l'Inter era schiacciasassi e non potevi starci dietro, magari avremmo parlato noi di tutte le cose arbitrali, la Marotta League,
non ci puoi stare dietro. Però se difendi il titolo con prestazioni così di coraggio, di grande qualità e di gioco del calcio, allora tu ti senti un po' più campione d'Italia. Così proprio no. E insomma, voi mi perdonerete, un po' di tempo ci ho messo in più, anche perché è uscita la cosa di De Laurentiis che ha parlato a Londra. Sono cose strane, vorrei analizzarla con calma. Ho sentito dire cose stranissime, ma è il solito presidente, non è che poi improvvisamente cambia tutto il tipo di comunicazione, no, è sempre lui. E dobbiamo dare i voti. Per arrivare ai voti mi piaceva farvi vedere le posizioni medie, dove è bello vedere uno Kvara che, quando c'è Mario Rui che ti garantisce un po' più di spinta, si può avvicinare alla porta, sempre esterno sinistro resta, però con più libertà di azione. Osimhen in avanti, il triangolo dei centrocampisti mi piace tantissimo senza Trenino. Ostigard assolutamente al centro della costruzione dal basso, toccherà più palloni di Rackman, e la solita spinta di Di Lorenzo, bene. E le statistiche ci diranno che Ostigard alla fine bene con i passaggi, magari lo fai più tardi, ma è stato abbastanza preciso, 93%, 90% Rackmani, 95% Anghissà, molto alto, 91 Lobotka, un po' meno di Lorenzo. Siamo lì con Mario Rui, molto alto la percentuale di Kvara. Quando si parla degli attaccanti la percentuale di solito scende, quindi molto alta la percentuale di Kvara, 94%, 100% per Traoré su 43 passaggi, non è poco. Un po' meno Politano, anche Zielinski molto meno passaggi, e anche Dendoncker 100% riusciti, quindi bene rivedere un SofaScore rating così alto per Osimhen, ovviamente con la tripletta, e anche un assist, dovrebbe avere l'assist per quel lancio molto bello che fa per il gol di Kvara, e lo stesso Kvara 2 gol, l'assist, insomma molto a soddisfazione onestamente. Il re dei tocchi è Ostigard, ma anche perché probabilmente, e questo ve lo dicevo in reaction, un tocco in più, e qua secondo me Calzona ci può ancora lavorare. Ha avuto pochissimo tempo, ma giocare a 2 tocchi, altrimenti l'azione, il giro palla diventa lento. Se la tocchi troppe volte il pallone, la squadra avversaria si sistema, è lì che bisogna un pochino migliorare. Ma bene in generale, perché guardate, l'attacco momentum è tutto nostro, è una partita di grande soddisfazione. 27 tiri, 9 in porta, mica male. 2 tiri bloccati da Meret, ma erano 2 mezzi cross, quindi io quando devo fare la pagella, onestamente io a Meret metto senza voto. Dite quello che volete voi, il senza voto si muove tra il 5,5 se volete dare grande responsabilità per quell'azione con i piedi, o il 6 perché mi sembra assolutamente incolpevole. Idem si potrà dire per Ostigard, onestamente, però vedete anche come di testa è fortissimo, come alla fine è stato preciso anche nei passaggi. 6 per Ostigard, 6,5 Rackmani, perché sblocca una partita che poteva diventare drammatica. Quindi il gol mi è piaciuto che si sia proposto, non è la prima volta che lo fa. 6,5 Rackmani, do 6 a Di Lorenzo, e mi deve capire il capitano, perché nel primo tempo ha avuto delle difficoltà, ha perso dei palloni, poi è cresciuto tantissimo ed è entrato anche nelle azioni da gol. Però voglio dare 6 a Di Lorenzo, che Di Lorenzo può fare molto meglio anche in fase difensiva. La Orientè qualche spunto l'ha avuto, e 6 anche a Mario Rui, che mi è piaciuto nella sua proposizione, però anche lui ci può far vedere molto di più. 6,5 ad Anghissà per i discorsi di qui sopra, 6,5 a Lobotka, che mi facevate notare effettivamente sta arrivando anche di più al tiro, molto bene, e poi lo vedo parlare tantissimo con tutti, anche a fine partita Lobotka che parlottava con Ostigard, perché sta diventando il leader tecnico del centrocampo, parla con i difensori, chiama i passaggi, i compagni, molto bene. Voglio dare 7 a Traoré, che trova bene la zolla, sa dove inserirsi, a volte si alterna con Kvara qui, a volte finisce sotto punta, a volte viene ad aiutare la catena di destra, molto bene il ragazzo, a dimostrazione che serve qualità per questa squadra. Se metti tutta gente, il centrocampo diciamo con Caiuste, chissà, sì, in certe fasi di partita può andare bene, però poi ti manca proprio la qualità, e invece Traoré la qualità ce l'ha, fa cose semplici, niente di eccezionale, ma sta lì e lo fa. 7 anche a Politano, 2 assist per lui, do 9 ad Osimhen, do 8,5 a Kvara, giusto per la differenza, perché c'ha un gol in più Osimhen, però a soddisfazione credo che siano voti meritati. Poi entrerà Nathan al posto di Rackmani, quindi si sposterà Ostigard lì. Ecco perché Ostigard nella posizione media risulta più centrale.
che fa una a sinistra e metà dall'altra parte. Raspadori al posto di Politano, Zielinski al posto di Traoré, perché secondo me Calzona non ci vuole rinunciare del tutto a Zielinski e sa che lì devi avere la qualità. E oltretutto ci fanno sapere anche che l'infortunio per Cajuste è abbastanza serio e potremmo non averlo con il Barcellona, quindi siamo veramente contatissimi. 3 centrocampisti e basta, senza sostituti. E poi anche Simeone al posto di Osimhen, senza cambiare niente, anche quando entrerà Den Donker al posto di Lobotka da centrale puro, smistare senza grandi lampi, smistare il pallone semplicemente. Sono sicuro che ci sarebbe altro da dire che mi è sfuggito, ma il video poi esce lunghissimo, nessuno se lo vede. In conclusione, ragazzi, andiamo con fiducia a affrontare questa partita senza patè d'animi, perché forse anche il senza più nulla da chiedere forse ha aiutato questa squadra. Vediamo che adesso le partite diventano veramente dentro fuori tutte, cioè sono tutte dentro fuori, non sono finali, ma sono dentro fuori. Se vuoi avere ancora una speranzella, e se ho dimenticato qualcosa me la dite voi nei commenti, se no, perché molto spesso bisogna, chi fa internet lo sa, bisogna fare degli errori anche di proposito, così qualcuno scrive, dice hai sbagliato là quella cosa, perché altrimenti qualcuno non ha niente da scrivere, dice hai detto tutto tu che lo scrivo a fare. Bisogna fare degli errori, se non faccio degli errori di proposito magari lascio delle cose vuote, aperte, in modo tale che me lo potete dire voi e fate parte dell'analisi, fate parte attiva dell'analisi. E in conclusione io vi dico, io voglio arrivare in Champions League, è difficile, è impossibile, vabbè. Voglio arrivare in Europa League perché voglio puntare fino ad arrivare alla finale, a giocarmela fino in fondo. È difficile, vabbè. Io voglio arrivare in Conference League, non mi interessa. È un trofeo, è brutto, un trofeo brutto. Non ne abbiamo di trofei. Voglio arrivare in Conference League per vincerla. Io voglio essere impegnato durante la settimana. Non perché già fanno video in più, perché tanto le conferenze non le fanno. Figurati le conferenze di conference. Impossibile. Però non mi piace l'atteggiamento dei tifosi che dicono oh, è meglio ultimi, meglio 10° posto che andare in conference. Ve lo contesto fino alla fine, perché così le squadre non crescono. Meglio fare una partita in più, uscire dalla Coppa Italia è male, là è fallimento. Invece devi arrivarci fino in fondo, devi fare più partite possibili. Solo così cresci, solo così ti abitui a fare stagioni gonfie, solo così aumentano gli sponsor, se li fai vedere però nelle conferenze. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, vi amo. Che bello poter parlare del Napoli vincente. Non avete idea di ieri che sorriso che tenevo mentre ero al lavoro, proprio non se lo potevano spiegare.